Terminata la sfida tra Palermo Futsal Club e Altofonte, vittoria per il rosanero con risultato di 4-2. Siamo qui con Giuseppe Calino, salutiamo. Salve. Allora, una partita con due volti, forse un inizio non perfetto con il gol subito, poi la rimonta. Che partita è stata? Ma è stata una partita che, come già ci aspettavamo, come già ne avevamo parlato in settimana, era sicuramente dura perché il nostro avversario era un avversario di livello. Come noi, loro l'anno scorso hanno vinto la Serie D, l'altro girone, il girone opposto al nostro, quindi sapevamo che oggi sarebbe stata dura. Il gol a freddo può capitare, ci sta, perché comunque parliamo di un avversario di livello, ma sono contento della reazione dei compagni. Poi siamo riusciti a mettere in campo tutto il lavoro fatto durante la settimana e insomma ha fruttato. È difficile trovare un migliore in campo quest'oggi per la squadra rosanero, tanti hanno giocato una grande gara, in particolare però ci soffermiamo su Emanuele Fiorentino, un esordio perfetto perché era la sua prima gara dopo l'infortunio, doppietta. Che gara è stato e che gara è stata per lui e soprattutto quanto serviva un giocatore così al Palermo? Beh, quando hai un giocatore come Manu nel roster fa sempre la differenza. Diciamo che Fiorentino non lo faccio conoscere io, è uno che pratica questo sport ad alto livello da anni e anni, nonostante qualche acciacco fisico ha già fatto vedere tutte le sue capacità, tutto il suo potenziale e anzi ancora a margine di miglioramento. Oggi è stato fondamentale, ma come lo sono stati tutti i miei compagni che hanno dato dal primo al 60° minuto il 100%, questa è la forza di questa squadra, chi entra dà sempre il massimo e fa sempre la differenza. La prossima sfida invece è contro il Favignana, tu che sei un grande esperto del calcio a 5, ti chiedo se li conosci e se ti aspetti qualcosa in particolare da loro. Non ho avuto modo di apprezzarli nel recente, li conosco da qualche annata passata, probabilmente saranno ormai cambiati. Sicuramente sarà una trasferta impegnativa anche perché ci sarà il viaggio di mezzo e quindi bisognerà ben dosare le risorse energetiche del gruppo. Però mi aspetto come questa e come tutte le altre una guerra e con a fianco i miei compagni mi sento di poter combattere con chiunque.